Venerdì scatta il silenzio, domenica si vota e lunedì prossimo si aprono le urne. Mancano oramai 4 giorni, se si considera la giornata odierna, alla chiusura di tutte le campagne elettorali degli aspiranti deputati e governatori della regione siciliana. I giochi dunque sono quasi fatti per i concorrenti a una competizione elettorale che all'esposizione dei vari programmi sembra avere invece preferito frecciatine e scontri politici tra i possibili prossimi inquilini di Palazzo De Normanni. Per la prima volta i posti all'Assemblea regionale siciliana scenderanno da 90 a 70. Nella provincia agrigentina, alla quale spettano 6 scranni, gli aspiranti deputati al momento della chiusura della presentazione delle liste erano 78. A questi bisogna però sottrarre gli appartenenti alle liste sostenitrici degli oramai ex candidati governatore Franco Busalacchi, Piera Loiacono e Pierluigi Reale. Per questi l'ufficio elettorale della Corte d'Appello di Palermo aveva ricusato i listini regionali per problemi sulla raccolta delle firme a supporto, per cui sono decadute di conseguenza tutte le liste provinciali a loro collegate. Ricordiamo che a Favara sono 8, a nostra conoscenza, i partecipanti alla competizione elettorale. Giovanni Di Caro in corsa con la lista del Movimento 5 Stelle, Fabio Patti con la lista Fava Presidente 100 Passi per la Sicilia, Marily Chiapparo, consigliera comunale, figura nella lista Idea Sicilia Popolari Autonomisti, l'ex sindaco Domenico Russello è in lista con il PD, Salvatore Mossuto è candidato con la lista Diventerà Bellissima, Salvatore Liotta con la lista Alleanza per la Sicilia, Sonia Vetro con l'UDC e Antonella Vinciguerra con Forza Italia. Nel 2012 i favaresi candidati all'Ars, lo ricordiamo, furono 12, ma nessuno di questi riuscì a ottenere un posto da deputato. Per sapere se questa volta Favara avrà un suo rappresentante alla regione siciliana, non resta che aspettare l'esito delle votazioni di domenica prossima.